Chiusura di convegno all'Arcoveggio, Visrod, Ellison di Gaia, Oktoberfest, Sharif di Rum, Turo Capar, Naldo Benal, Zimmerman, Zoran Mast, Zeus Baldo, Ulisse Lelle, Zardovald. Partiti in questo momento la velocità iniziale di Oktoberfest, Sharif dei Rum e al largo di Turbo Capar. I Numero tre in 11, linea, poi Turbo Zardovald, Capar insiste squalificato. supera Sharif dei Rum, si porta su Oktoberfest che per il momento cerca di mantenere la testa e perlomeno lo fa spendere. Anche Oktoberfest è un altro soggetto al rientro, ma c'è un 14,3 per i primi 200 e Turbo Capar riesce a sfilare soltanto dopo 300 metri abbondanti di gara, completa un quarto in 28,8, decisamente veloce. Oktoberfest in seconda posizione, poi vediamo Sharif de Rum che invece è rimasto all'esterno e ora risale gradualmente, altro rientrante Sharif dallo scorso settembre. I primi 600 metri in 45,3, la seconda pariglia è presa invece da Zimmerman che viene via poi da solo quando Sharif de Rum in seconda posizione si trova scoperto all'esterno e deve andarsene a provare a cercare di impegnare il battistrada che dopo 1 chilometro in 1,17,7 appare già in difficoltà, però sotto l'attacco di Zimmerman a 500 dal palo prende vantaggio, Turbo Capar in difficoltà, Zimmerman prende 2-3 lunghezze di margine a 400 dalla conclusione e si distacca in avanti, aumenta progressivamente il distacco rispetto ai rivali. Zimmerman entra in addirittura d'arrivo con una quindicina di metri abbondanti di vantaggio sui rivali. Turbo Capar in netta crisi e così Zimmerman dopo tanto tempo ritorna così alla vittoria. Bel percorso di Zimmerman che vince nei confronti di Naldo Benal e Allison di Gaia, che finiscono comunque nettamente alle sue spalle. 1,16,6 ragguaglio conclusivo, 38 a chiudere dopo un 37 di penultimo quarto. Maurizio Chieli apre e chiude così il convegno mettendo a segno un'altra doppietta. Vedete, si gira Maurizio Chieli per controllare la situazione e vince nettamente nei confronti di un ottimo Naldo Benal che a sua volta fa su il secondo posto davanti ad Ellison di Gaia. 7-6-2, l'ordine d'arrivo ancora ufficioso ovviamente per la settima corsa dall'Arcoveggio. È tutto per questa giornata di corse.